Su base veneta l'affluenza è crollata più o meno omogeneamente di 17 punti percentuali, con punte però di 18 a Verona. È un dato impressionante nel bellunese, dove ha votato il 54,44% degli aventi diritto. Praticamente un bellunese su due nei 4 comuni dove si andava alle urne è rimasto a casa. L'affluenza regionale si è fermata quindi al 64,27% contro l'81,5% delle precedenti consultazioni, lontane appena 3 mesi. Difficile interpretare il dato con un'ipotesi univoca. Sull'astensione hanno pesato probabilmente più fattori, il primo dei quali però forse rimane la disaffezione per la politica, anche per quella più vicina ai cittadini, fatta dal proprio comune, dal proprio sindaco, visto che il crollo dei votanti è un elemento comune a tutta Italia. Per il Veneto, stando all'analisi dei dati che attestano che i voti che mancano all'appello sono principalmente quelli della fascia 15-19 di domenica, sicuramente ha influito anche il fatto che domenica è stata la prima giornata festiva di sole dopo lunghe piogge e un freddo quasi invernale. In molti potrebbero aver preferito una gita fuori porta all'appuntamento elettorale. Un dato che rimane comunque preoccupante se associato al voto di protesta e alle bianche e alle nulle, che portano la base elettorale a una cifra mai vista prima in un momento di crisi economica che mette a dura prova famiglie e imprese. C'è da chiedersi come fare a ristabilire la fiducia nella politica se a subire gli effetti della disaffezione sono anche le elezioni amministrative, dal momento che i dati delle due città capoluogo che sono andate al voto ricaicano le percentuali registrate nei comuni più piccoli.